Buongiorno carissimi, sono felice di informarvi che siamo arrivati finalmente al 45esimo giorno di digiuno e finalmente oggi ho finito di fare questo digiuno totale con acqua. Allora, come mi sento e soprattutto i cambiamenti che ho avuto in questi giorni. Allora, in questi 45 giorni ho notato naturalmente dei cambiamenti fantastici, giorno per giorno il mio corpo cambiava, fino a che ho ottenuto dei risultati veramente soddisfacenti. Sono veramente contento dei risultati che ho ottenuto, sono cambiato tantissimo sia in aspetto fisico sia nel corpo, in faccia eccetera eccetera. Il mio corpo sta bene e, come ho ripetuto 15 giorni fa, mi sono fatto le analisi e tutto procedeva bene, i valori sono perfettamente al top come non ho mai avuto in tutta la mia vita. Tramite questo digiuno prolungato praticamente ho aggiustato il mio corpo, ho fatto un reset totale e sono veramente soddisfatto, credetemi, al 100%. Ed eccomi qua, mi sto facendo una bella passeggiata qui in giro per Marsala, la giornata è bellissima, ovviamente ci siamo convinti tutti che è cominciata già l'estate, per cui una bella passeggiata ci sta, come vedete. Ripeto, i cambiamenti sono stati spettacolari veramente, sono veramente contento dei risultati che ho ottenuto, veramente contento. Allora, per quanto riguarda questo 45esimo giorno, cosa farò? Allora, innanzitutto il digiuno è finito, è durato 45 giorni, non credevo di arrivare a tanto, fortunatamente sono stato forte, il mio corpo me l'ha permesso, perché come ripeto sempre è il corpo che ti comunica quando puoi smettere o se puoi continuare. Il mio corpo me l'ha permesso e quindi sono potuto arrivare al 45esimo giorno di digiuno. Cosa farò? Stasera mangerò innanzitutto qualcosa di liquido a livello di yogurt e poi mi piacciono tanto i semi di zucca da sgranocchiare, noccioline eccetera eccetera, noci specialmente, a livello di questo, per abituare lo stomaco, per riabituare lo stomaco giustamente alla masticazione eccetera eccetera, anche se sono sicuro che problemi non ce ne dovrebbero essere. Perché? Perché durante questi 45 giorni ho abituato il corpo a rimanere integro. Come a rimanere integro? Perché giustamente, come tutti sappiamo, rimanendo 45 giorni a digiuno e non abituando lo stomaco alla dilatazione, potrebbe atrofizzarsi. Allora, onde evitare questo, io mi sono aiutato, come voi avete capito, dall'acqua, ingerendo acqua continuamente e quindi abituando lo stomaco a non fare cambiamenti. Quindi lo stomaco si è risanato tutto e si è rinforzato, però nello stesso tempo non ha perso l'abitudine di allargarsi un pochino, perché ovviamente dopo tutto questo tempo senza mangiare nulla di solito, giustamente lo stomaco, come ho detto poco fa, poteva anche atrofizzarsi. Questo non è successo grazie all'acqua. Allora, quando ho cominciato il digiuno, certo è stata una cosa abbastanza come dire, pesante, perché i primi giorni, soprattutto dal primo fino al quinto, sesto, sono pesanti da sopportare, perché giustamente uno che è abituato a mangiare poi non ci mette più nulla dentro il corpo, giustamente ne risente. Però fortunatamente dopo il sesto giorno la cosa è diventata man mano più facile, fino ad ora. Dal 30esimo al 45esimo giorno completamente non ho sentito completamente niente, ma già dal 20esimo al 30esimo ho notato dei cambiamenti, che non sentivo più il bisogno di mangiare, proprio i sintomi della fame erano completamente spariti. Adesso cosa farò? Adesso andrò a casa, mi andrò a pesare, così noteremo in 45 giorni, perché ho cominciato il digiuno giorno 8 di aprile, per cui in 45 giorni quant'è che sono scalato di peso. E vi volevo far vedere come sono
io non lo so se mi vedete perché c'ho il sole in faccia, non si vede tanto bene. Vedete? Cerco di inquadrarmi meglio così magari vedete, magari sposto il telefonino così, vedete? Cioè, vi posso assicurare che i cambiamenti sono una cosa unica, va. I risultati, una cosa spettacolare, i risultati al 100%, proprio sono soddisfattissimo al 100% di quello che ho fatto, perché ho fatto veramente una cosa, innanzitutto che non è facile per tutti, perché stare 45 giorni a digiuno non è una cosa facile, attenzione, io l'ho fatto perché ho molta forza di volontà e avendo forza di volontà e diciamo essendo ci sono riuscito. Per cui adesso vado a casa e ci vediamo fra pochissimo. Ed eccoci qua amici carissimi, sono in ufficio e sono venuto a fare la prova del nome. Adesso confrontiamo il peso. Il peso iniziale, il primo giorno, esattamente l'8 aprile, quando ho iniziato questo digiuno totale, pesavo circa 100 kg e qualcosa. Adesso vediamo la prova del nome, dopo 45 giorni di digiuno totale con acqua, vediamo quanto sono il risultato. Ok, prendiamo il telefono, vediamo, mi metto nella bilancia e vediamo. Allora, mettiamo qua, così. Così si vede, boh, vedete. 76 e 7. Vediamo. 76 e 7. Cioè praticamente da 100 kg e rotti sono diventato 76. Praticamente ho perso nell'arco di 45 giorni col digiuno totale con acqua, ho perso 24 kg. Allora vediamo così, no, questo così, 24 kg, perché all'inizio del primo giorno ero 100 kg, mi pare 600, 400, 700, una cosa del genere, adesso sono 76 sì, 76 e 7, 76 e 6, quindi 24 kg in 45 giorni. E sono soddisfatto. Voi stessi potete vedere la differenza di quando ero 100 kg e adesso che ne peso 76. Ripeto, sono pienamente soddisfatto dei risultati, anche perché mi sento meglio. E da stasera in poi comincerò a mangiare e attenzione, riprenderò il digiuno intermittente, terminerò il digiuno totale e farò il digiuno intermittente. Che cos'è il digiuno intermittente? Il digiuno intermittente che faccio io innanzitutto dura per il tempo che ho fatto il digiuno totale. Sarebbe a dire che il digiuno totale è durato 45 giorni, adesso farò 45 giorni di digiuno intermittente. Sarebbe a dire mangiare una volta al giorno. Io solitamente scelgo la sera perché me la passo meglio, dormire con la pancia piena è tutta un'altra cosa. Quindi io per 45 giorni mangerò solamente una volta al giorno, ossia la sera. Quantità, diciamo, fino a quando mi sazierò. Per cui, ovviamente, diciamo, a che cosa serve il digiuno intermittente? Il digiuno intermittente serve ad abituare il corpo a non riprendere più i pesi, il peso che avevo prima. Cioè, di solito si sente dire che quando uno fa la dieta, dimagrisce velocemente, li riprende tutte in una volta e ne riprende di più. E allora, dopo questo digiuno totale, che ho perso questi 24 kg in 45 giorni, il digiuno intermittente serve proprio per non ricaderci più a riprendere di nuovo tutti questi chili. Ovviamente continuerò sempre a prendermi le vitamine, come prendo ogni mattina, e diciamo nell'arco della giornata mi alimenterò sempre con dell'acqua fresca, bella abbondante. Che alimentazione uso? Allora, l'alimentazione che userò
a parte il fatto che posso mangiare la qualsiasi cosa, per cui non ho problemi sotto il punto di vista di mangiare, però diciamo io preferisco molto mangiare le fragole, mangiare l'anguria mi piace un sacco, un casino, ne mangio a quantità proprio a farmi scoppiare. E poi per quanto riguarda frutta, diciamo questo, anguria, fragole, anche le nespole mi piacciono molto. E poi per quanto riguarda invece altri prodotti, la qualsiasi, non ho limiti di mangiare cose. Però l'importante è che io li mangio una volta al giorno, ossia la sera in questo caso. Ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito questi 45 giorni. Ripeto, io ho iniziato il primo giorno l'8 di aprile. Oggi che ne abbiamo 23 maggio, sono 45 giorni esatti che ho fatto il digiuno totale con acqua e ho perso 24 kg. E non solo ho perso 24 kg, ripeto, il corpo diciamo, si è resettato, i valori si sono normalizzati tutti e mi sento veramente bene, dormo bene, non ho problemi di digestione, non ho problemi di nessun tipo, non mi fa male nulla. Vabbè, fino ad oggi sto bene. Ragazzi, vi ringrazio ancora, una buona giornata a tutti e per chi mi sta vedendo per la prima volta, ricordatevi che è tutto documentato dal primo giorno fino ad oggi. Per chi volesse vedere che cosa ho fatto il primo giorno, basta che va nel digiuno totale primo giorno e si segue tutta la vicenda. Ragazzi, grazie ancora e una buona estate a tutti. Noi ci rivediamo naturalmente alla prossima registrazione, che sarà quando finirò il digiuno intermittente, ossia fra 45 giorni, per cui ne abbiamo di tempo da aspettare. Vabbè, grazie ancora, ciao ciao dal vostro Alberto. E ricordatevi ragazzi, il digiuno può salvarvi la vita. È così. Ciao ciao. Oh yeah.